Signori e signori, benvenuti su Veneti TV. Siamo qua al Marcade Stadio per vedere se la lista Verona Provincia Virtuosa la porta a termine il suo percorso di raccogliere le firme, e comunque ne approfittiamo di sapere da alcuni rappresentanti della lista e alcuni sostenitori esterni per sapere che del bue la situazione se è realmente quella che ne prospettà i dirigenti di Amia. Allora, qua abbiamo Carlo Reggiani, il candidato presidente alla provincia per Verona Provincia Virtuosa, che appunto che chiediamo a lui se ha qualcosa da ridire su quel che ne ha detto sull'altro video i dirigenti Amia. Ciao a tutti. Ho visto il video con le dichiarazioni del vicepresidente, mi sembra, di Amia e del suo tecnico, che in pratica sostengono che sia impossibile attraverso una gestione con trattamento a freddo dei rifiuti gestire la provincia di Verona, perché abbiamo delle problematiche tali che questa modalità è impossibile. Noi invece continuiamo a sostenere che non è vero, che è possibile. Treviso ci sta insegnando che è possibile farlo, non solo Treviso, ma anche Verona e la sua provincia e i suoi cittadini stanno insegnando che con il porta a porta spinto i rifiuti si stanno riducendo, che si possono avere molte risorse da recuperare attraverso il riciclo delle plastiche, della carta, del legno, del vetro, di tutti i materiali che noi stiamo buttando nel cestino, ma invece non sono da buttare, dimenticare, da bruciare addirittura, ma sono da riutilizzare perché sono una risorsa. In Inghilterra stanno riaprendo le discariche e le stanno usando come miniere. Noi invece continuiamo a fare delle cose che non si fanno più da nessuna parte, come bruciare i rifiuti, non quello che resta come minima parte, ma proprio bruciamo i rifiuti, bruciamo delle risorse, con grossi problemi anche per la salute di tutti noi cittadini. Ecco, allora adesso qua abbiamo Daniele Nottegar di Verona Reattiva, che lui è un po' più, ha dei risultati più tecnici su quanto sta accadendo. Quindi... Sì, no, volevo dire rispetto al video che abbiamo visto, che praticamente non è vero che con l'incenerimento si riesce a risolvere il problema dei rifiuti, perché comunque di quello che entra nell'inceneritore esce il 30% e di cui il 25% sono ceneri che vanno in discariche speciali e il 5% invece sono rifiuti tossici che vanno smaltiti in discariche che in Italia non esistono. Ad esempio l'inceneritore di Brescia queste ceneri pericolose le manda nelle mine di salgemma esaurite a Magonza in Germania, per cui praticamente sono a livello di scorie nucleari. Tutto questo naturalmente verrà pagato dai cittadini veneti in prima battuta, ma soprattutto dai veronesi, perché con l'incenerimento buttiamo a valle, a monte, tutti quelli che sono i risparmi che invece ci permette la raccolta differenziata e soprattutto quello che poi sono i contributi del CONAI. Cioè in pratica nessuno spiega che quando viene fatto un imballo chi produce l'imballo paga un contributo a questo consorzio obbligatorio con il CONAI, il quale poi paga a smaltimento avvenuto e a chi gli porta il materiale. Se noi buttiamo nell'inceneritore questo materiale, il contributo se lo ottiene il CONAI, e il CONAI è un consorzio di industriali, per cui praticamente ci guadagnano due volte, e chi ci paga sempre due volte è il cittadino, siamo noi veneti che praticamente come sempre cornuti e mazziati, usando un'espressione non tipicamente veneta, comunque rende perfettamente l'idea. Bene, allora signori e signori, come al solito ve lascio con il motto: bisogna sempre votare, controllare e sigare. Posso fare sì? Scusami Mirko, no, volevo dire che il vicepresidente dell'Amia ha detto che i comitati diffondono, fanno del terrorismo sostanzialmente, perché poi quello che dice il nostro assessore regionale conta. No, noi altri vorremmo dire che al vicepresidente dell'Amia che noi altri siamo sempre pronti in qualsiasi momento a fare un incontro pubblico, e lo stiamo chiedendo a tutti, il sindaco compreso che ce l'ha
diciamo, consentito, che ce l'ha dato per iscritto il 15 gennaio scorso, e da allora lo stiamo ancora aspettando. Noi siamo pronti a confrontarci pubblicamente, perché noi non abbiamo paura a dimostrare che quello che noi diciamo è vero, diversamente da quello che fanno loro, perché queste cose qua noi le abbiamo sapute di questa posizione dell'AMIA grazie all'intervista appunto di voi veneti, che ci ha fatto vedere qual è la realtà, perché 2 settimane prima il presidente dell'AMIA, Paternoster, che avevo incontrato in un consiglio di circoscrizione al Porto, aveva detto esattamente il contrario. Bene Veneti, allora raccogliamo la provocazione dei nostri amici e chiediamo all'AMIA e a chi vuol dare delle maggiori delucidazioni da incontrarsi in un dibattito pubblico. Come al solito abbiamo fatto un buon lavoro con l'autodromo e adesso ci riproponemo per l'inceneritore. Bravi! Complimenti!